Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera e bentornati all'Avvocato risponde ai nostri ascoltatori. Oggi, lasciatemelo dire, finalmente 3 donne, 3 colleghe. Ve le presento, le conoscerete già, l'avvocato Giorgia Colombo e l'avvocato Teresa Russo. Ciao, ciao a tutti. Buonasera. Finalmente sono circondata da donne e abbiamo fatto fuori il nostro collega Massimo Leonardi, che spero ci stia sentendo. No, sto scherzando, un saluto anche a Massimo. Ecco, come sempre vi invito a chiamarci, scusate, perché se non lo fate la trasmissione è più lenta, è più noiosa, quindi vogliamo avere da voi i vostri racconti, i vostri casi, avete a disposizione degli avvocati, approfittatene allo 0292 94 7222. Mi raccomando, 0292 94 7222. Allora, come sapete, le colleghe si occupano, tra le varie materie, anche di, diciamo, condominiale e immobiliare, diciamo in senso lato, vero Giorgia? Sì, assolutamente. E quest'oggi volevamo parlarvi appunto di una procedura che spesso capita di dover azionare, di dover attuare, che è un procedimento cautelare, considerato, poi le appunto colleghe spiegheranno cosa vuol dire cautelare, che in realtà in parallelo può, come dire, riguardare sia i condomini che la previdenza, che l'ambito quindi più che altro la previdenza assistenziale dell'invalidità, poi spiegherò perché. Ma partendo dalla, procedura cautelare nei condomini, di che cosa si tratta? Parto con Giorgia. E soprattutto la famosa ATP, che cosa vuol dire? Quando viene utilizzata? Grazie Celeste per l'introduzione e per ovviamente i saluti anche a Massimo Leonardi che oggi non è presente. Ma allora, sicuramente oggi parliamo di un tema molto attuale, quindi cercheremo di essere concreti per trasmettere delle informazioni. Poi ovviamente sono anche con la collega Teresa Russo che invito a interrompermi ovviamente quando vuole. Cercheremo di trasmettere magari delle informazioni basilari che possono essere utili a tutti quando si trovano ovviamente in determinate situazioni. Anche perché, come hai già fatto intendere, introducendo l'argomento, quando si parla di materia condominiale e immobiliare, di immobili stabili, la casistica ovviamente è infinita e avendo il nostro paese un patrimonio immobiliare anche piuttosto datato, Certo. ci sono Poco oggetto anche di manutenzione. ci sono soprattutto in questo periodo perché noi ovviamente parliamo dal punto di vista della nostra professione che fotografa quello che succede nella dei realtà, fatti. dal punto di vista poi tra l'altro negativo, quindi vediamo le situazioni problematiche e ci Certo. siamo accorti anche forse in base al cambiamento climatico, in base anche magari ai lavori più importanti che sono stati fatti, bombe d'acqua, 110, ci siamo accorti che spesso capitano, delle situazioni problematiche che si riflettono poi, provocando dei disagi ai singoli condomini, a chi abita negli stabili. A noi son capitati di recente tantissimi casi di infiltrazioni, sicuramente ne Esatto. avrete sentito parlare e purtroppo non è sempre automatico intervenire risolvendo il problema e soprattutto anche limitando i danni o, mhmm trovando una soddisfazione quando ci sono dei danni, perché i problemi sono 2: uno tecnico e quindi capire, come risolvere dal punto di vista proprio pratico il problema, e il secondo anche se uno poi ha subito un danno, perché per esempio in seguito alle infiltrazioni si sono rovinati i mobili, hanno avuto una serie di problemi, capire anche chi interviene dal punto di vista del risarcimento. Del danno, Di sì. chi è La sostanzialmente la responsabilità. responsabilità, che poi è il nostro lavoro verte sostanzialmente nel comprendere chi è responsabile di ciò che è accaduto, Esatto, mi diciamo, avete ecco. anticipato. Volevo chiedervi che ruolo ha l'avvocato in questa procedura e soprattutto quando una persona, un cliente si rivolge a voi e, cioè quand'è che gli consigliate appunto la procedura cautelare Nel dell'ATP? Con momento in quali cui presupposti? Nel momento in cui, viene riscontrato un danno, un problema o comunque sia una situazione che deve essere fotografata. Cioè fotografata significa che deve essere, chiaro che cosa è successo fino a quel momento, quindi, ed è necessaria proprio perché è un aspetto giuridico giudiziario Mh-mh. giudiziario che
è necessario, è una fotografia, intervengono dei professionisti che sono comunque, nominati dal tribunale Mh. e in maniera molto semplice è una fotografia di quella che è la fattispecie, la situazione. Sì, diciamo Quindi che, scusi ti interrompo, in un prego, mondo certo. ideale noi non dovremmo intervenire subito, in un mondo o comunque Che nella prima funziona bene fase dici, in un mondo che esatto, funziona bene, o ma comunque non è diciamo che questo nella prima fase il sì. diretto interessato che ha un problema all'interno del suo appartamento perché ci sono delle infiltrazioni che si sono verificate, si rivolge all'amministratore tendenzialmente del condominio, Sì, se è magari sì, al piano di sopra, cioè in base poi a dove provengono le infiltrazioni, se può provenire anche da un'unità adiacente o comunque Mh-mh. posta, sopra o sotto in base a dov'è il problema, può rivolgersi anche al proprietario dell'altro appartamento e nel contraddittorio si può cercare di, tramite un sopralluogo tecnico, di Ecco. verificare quello che è successo, individuando proprio la fonte del Perché tu problema. mi parlavi di altre figure professionali, ma chi è che interviene oltre Ma allora l'avvocato? sicuramente bisogna intanto individuare chi sono i soggetti proprietari, diciamo, Degli degli immobili. immobili e quindi ma legati a dove si è verificato il problema. Quindi se viene da un tubo, per esempio, il problema bisogna capire se è di natura privata e quindi Mh. magari rivolgersi al proprietario di questo tubo, oppure se è di natura condominiale, l'amministratore e Interviene quindi tutto il l'amministratore, condominio. certo. Poi però nessuno ha le competenze tecniche per capire Ecco, esattamente che cos'è esatto. successo, quindi deve essere consultato un tecnico, può essere un architetto, un geometra, comunque geometra. qualcuno che può tramite un sopralluogo Con una capire, perizia, ma inizialmente in anche realtà solo un non È necessariamente, sopralluogo. basta un sì. sopralluogo. E poi vabbè l'assicurazione, perché se può essere legato comunque a un problema del fabbricato, tutti i Certo. condomini hanno un'assicurazione e quindi bisogna subito aprire un sinistro, far uscire magari un perito che nomina a sua volta un tecnico, cioè si deve cercare in una fase Far assolutamente coesistere. stragiudiziale di capire cos'è successo, qual è il problema. Non sempre questa fase ha un esito, diciamo, positivo e quindi No, Ecco, se cosa anche succede perché Teresa dopo se per caso non c'è un esito positivo? Che se cosa a si può fare? fronte cioè se a fronte del fatto che queste persone si trovano e cercano in qualche maniera di dire: "Colpa mia, colpa tua", posso intervenire, magari oltre a un discorso di infiltrazioni sì, del ho fatto un piano esempio. superiore, potrebbe esserci questo famoso 110 che magari, Quindi viene interrotto, i lavori non vengono continuati, quindi Certo. bisogna capire l'azienda che ha lavorato, l'impresa che ha lavorato fino adesso di che cosa si è occupata, che cosa ha lasciato in Diciamo che sospeso. nel caso del 110 c'è anche poi un altro soggetto coinvolto che è l'impresa, no, Sì, quindi assolutamente. lì sì, poi è quindi ancora un diventa altro ancora più caso sì, diciamo. sono Okay. tantissimi i casi che si Infatti le potrebbero casistiche analizzare sono varie, certo. sull'ATP. Nel momento in cui si comprende che non si arriva a una quella che noi in gergo chiamiamo una composizione bonaria della lite, purtroppo non si Non arriva, sempre capita. ecco, non sempre Noi ci succede, proviamo è così, perché perché forse è ovviamente la soluzione migliore, certo, diciamo, certo, mediare tra situazioni certo. conflittuali. Viene si stila un ricorso. Sì, diciamo che a quel punto interviene effettivamente la figura dell'avvocato, perché, Sì, Lì è chi ha fondamentale. subito il problema deve per forza, trovare un'altra una sede per soluzione, sì. risolvere il problema e il primo consiglio che diamo noi avvocati è comunque nominare un consulente tecnico di fiducia e Certo, ottenere questa famosa relazione di cui parlavi prima, quindi una certo la perizia di perizia. parte, perché comunque il consulente è nominato dal, privato, in questo caso diretto interessato che ha subito il danno, e sulla base di questa perizia si può Si può Eh sì, effettivamente stilare perché delle procedere. la perizia diventa un documento di giudizio, Allora, quindi voglio dire, lo si inizialmente allega al non ricorso c'era così anche. rigidità nei tribunali, adesso i Beh, giudici rigettano il eh, ricorso introduttivo se è per completamente ecco sfornito di un vedi. supporto Certo. e poi consiglio per tutti, è fondamentale questa relazione tecnica di parte anche perché è come per se fosse propedeutica, diciamo, sì, e sì. in più è Esatto. il momento in cui il cittadino privato che non è tecnico è a conoscenza effettivo del problema, visto che in queste materie, ehm,
adesso la casistica è infinita, però ci sono molti casi in cui si può incorrere anche in prescrizioni e decadenze, bisogna subito denunciare il problema e il Era appunto la momento da domanda che cui volevo farti, se e la c'erano delle perizia decadenze. parte da cioè la giurisprudenza, considera questo momento, quindi quello in cui viene redatta una perizia da un consulente, il momento in cui il cittadino ha preso conoscenza. Quindi è molto importante per proprio anche per una questione pratica dei Però giudizi. vedete che, scusa se ti Prego. interrompo, ma io voglio far capire alle persone che ci ascoltano una cosa fondamentale che dico sempre. Vedete che anche la fase antecedente un ipotetico giudizio è comunque una fase che, a mio avviso, da soli non riuscireste a gestire, perché ci sono appunto anche degli aspetti tecnici, degli aspetti giurisprudenziali, degli aspetti giuridici che occorre conoscere. E quindi al fine di avere un risarcimento del danno che possa poi Congruo, essere congruo e certo. soddisfacente, è bene sin Sì, dall'inizio la chiamare preparazione poi un del avvocato, giusto? Sì, ma perché assolutamente. potrebbe evitare, come diciamo sempre, o una lite Esatto. o comunque potrebbe anche cioè è la consulenza che è necessaria, perché io ho un problema o ritengo anche di avere un problema, vorrei avere un risarcimento, vorrei comprendere che strada devo intraprendere e l'avvocato può comunque ha tutti gli strumenti per poter indirizzare il cittadino nella direzione che ritiene. Come dicevi tu, Bravissima, deve sì. affidarsi poi a un tecnico che possa fotografare, chiamato come dicevi tu un perito di parte, nonché CTP. A quel Mh. punto questa perizia che viene, poi allegata a quello che sarà il Ricorso. ricorso dell'accertamento tecnico preventivo, viene depositata. Viene poi fissata un'udienza. C'è un con Eh no, volevo prego. una domanda perché può essere utile. A proposito di tempi, cioè se per esempio, non so, a casa mia le infiltrazioni sono avvenute 2 anni fa, io certo, ragazzi muovetevi subito perché questo è il concetto, bisogna muoversi io penso contestualmente o poco dopo Diciamo che è l'evento difficile dannoso. che uno proprio Ma non se è segnali in avvenu nessun modo il No problema. certo, ma come cioè a livello di Allora, in prescrizione ci generale sono conviene dei sempre, tempi? poi arrivare a questa cioè se anche uno l'ha segnalato, ma non è stato molto preciso, però non ha ancora un documento ufficiale che, come dicevo Mh. io prima, è questa perizia, anche se passano 2 anni, ma viene poi redatta una relazione in modo, Autorevole, autorevole, esatto, comunque una diciamo. relazione, firmata da un tecnico competente, poi quello è il momento in cui si considerano Da quel da quel Okay. momento. Quindi uno non deve secondo me, preoccuparsi troppo, anche perché immagino che se uno subisce un problema di questo tipo poi non è No, che ignora la no sai, situazione hai per 2 ragione, però anni, sai però magari si però tratta di una casa al sì, mare che sì. dove magari io non vado spesso, No, me ne accorgo certo. dopo 1 anno e mezzo. Può anche esserci quest'ipotesi. Quindi C'è un nell'ipotesi momento che è il posso momento okay, della scoperta, esatto, dal diciamo. momento Sì, del sì, no, Però allora di base se cioè poi adesso stiamo già parlando in termini generali, però se tu hai sì, sì, certo. c'è un problema che può essere considerato un vizio molto grave, io ragiono in termini di immobili, contratto di appalto, entro 1 anno dalla Esatto, scoperta, comunque devi esatto. Quindi 1 denunciare, anno quindi ce l'hai. comunque la Diciamo prescrizione è che anche ampia. invitiamo a Però non no, farlo troppo in là. però ci sono anche dei vizi molto meno gravi e lì sono 60 giorni, cioè quindi Appunto. dipende, cioè la casistica No, è no, lo molto so, lo varia. so. Quindi, Diciamo che faccio un po' fatica a dare una risposta mirata, assolutamente netta non si può dare, però e lo diciamo però sempre, anche quindi lì lo scopri il tipo di problema e quindi poi la normativa che si applica una volta che tu hai un accertamento di un tecnico seppur di parte. Quindi in ogni caso questo passaggio e anche questa spesa, perché comunque diventa un costo ulteriore, però è necessaria se non c'è modo e margine di ecco, risolvere il problema in una fase diciamo a amichevole, proposito bonaria, come delle dicevi tu Teresa. spese, cioè, tutte le spese che vengono fatte cioè chiaramente questo CTP è a carico della parte che chiede la perizia. Sì. sì. La domanda è: queste spese poi possono essere richieste indietro E in allora questo è giudizio? un Quando tema un po' esperita la delicato. causa Vedete Esatto, che io di vado risarcimento, questo è un vado tema sulle un po' delicato perché, questo ATP, come dicevi tu, che effettivamente è un acronimo e sta per accertamento tecnico preventivo, è un procedimento che tanti considerano ovviamente persone che, non sono inutile. molto esperti non no, del no, 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 campo, dicono non cioè del magari lo vedono campo. come una causa vera e propria, in realtà Eh no, è un Mh. procedimento che, come dicevi tu Teresa, cristallizza la situazione, quindi una volta che viene, instaurato questo procedimento e quindi il ricorrente, soggetto danneggiato, deposita il ricorso, ovviamente corredato dalla documentazione tecnica necessaria, il giudice fissa l'udienza, Mh? vengono ovviamente, tendenzialmente, si cos
costituiscono i soggetti che vengono Delle chiamati le parti, parti, certo. e a quel punto il giudice nomina un che si chiama CTU perché è il consulente tecnico d'ufficio. Ogni Okay. parte può nominare il suo consulente tecnico di parte e nel contraddittorio si redige poi questa perizia. Di base il consulente del tribunale si prende un periodo di tempo per intanto fare dei Sì, sopralluoghi chiaro, con ci le parti, vogliono Ci sono per i delle tempi tempistiche che vengono tempistiche, che vengono rispettate, però rispettati, deposita esatto. una bozza, poi i singoli consulenti hanno un termine per presentare delle osservazioni e poi all'esito di tutto c'è un altro termine per il CTU per depositare la Mh, relazione finale. Questo procedimento si conclude con la relazione finale, quindi non ci okay. sarà nessun tipo di sentenza, Non di c'è una provvedimento. forse sentenza proprio. l'aspetto importante Prego. che dicevi, Eh, anche tu e che spesso e volentieri ne parlavamo, è che il CTU potrebbe tentare una una conciliazione. conciliazione, cioè se vengono riscontrate delle problematiche, allora, posto che voi appurate di avere un problema, Mh, quindi avete un problema, chiamate un avvocato, l'avvocato vi indirizza nel fare questo meraviglioso accertamento tecnico preventivo. Chiaramente per voi è come se stessimo parlando sì, del sì, nulla, è ecco. chiaramente Però, tabula rasa. oltre all'avvocato dovete avere anche un perito, un Sì, chiaro che poi geometra. l'avvocato consiglierà tendenzialmente può consigliare anche qualche collega che lavora con lui come Sì, perito, magari eccetera. qualche Sì, con i riferimento Certo, qualche consulenti potrebbe per averlo, qualche riferimento, può consulente, succedere certo. che sia così, cer Il confronto che c'è durante il procedimento tra il consulente del tribunale e il consulente ecco, di parte di entrambe le parti, mh, perché poi chiaramente tutte e 2 potrebbero ce l'hanno di esserci, sì, solito. chi è l'attore e il Sì, convenuto, diciamo, potrebbero decidere magari di, ammettere delle responsabilità, oppure potrebbero ritenere di non averle. Diciamo che nell'ipotesi in cui si realizza, cioè giunge un si accordo, sì. fotografa la situazione, si cristallizza, poi il, consulente del tribunale potrebbe dire: "Bene, possiamo apportare ciò che occorre per sistemare la situazione?" E lì, secondo me è la buonissima riuscita Eh dell'ATP. certo, sì. Se non riesce così Va l'ATP, avanti Giorgia poi, mi no? insegna che tu hai una bellissima fotografia, quindi sai E benissimo poi che hai però avuto il si apre il problema e procedimento di poi primo devi fare una grado. causa Lo so, per avere esatto. il risarcimento Che del poi vedremo è danno. la stessa cosa nella previdenza assistenza. Si Sì, apre il merito, si e apre. di base diciamo che, è per tornare al discorso spese legali, è Ecco, molto difficile trovare un accordo anche se si riesce a, ragionare nella fase dell'ATP e quindi anche Sì, raggiungere una soluzione, per la mia esperienza perlomeno, sì, è sì. difficile ottenere anche il rimborso delle spese legali mh. perché, No, è una è domanda siccome te lo O chiedo le perché è una spese del domanda che perito. o fanno del tanti perito. clienti, ovviamente non sapendo dicono: "Ma io okay, sì, anticipo, com'è giusto che sia, perché la nostra attività va pagata." Però, poi dicono: "Posso recuperarle?" È chiaro che noi non è che Allora, siamo in grado diciamo che nella di prima fase è stimarlo No, molto anticipatamente. non possiamo raro. prevederlo Nella purtroppo. seconda fase invece si può ottenere la Okay. condanna alle spese Certo, sia nel della fase giudizio perché è vero e come se fosse proprio. un giudizio che si Di divide in 2 merito fasi, proprio, sì. Sì, quindi sì. si può chiedere la condanna alle spese sia del procedimento di accertamento tecnico preventivo, sia del giudizio di merito. Sì. Quindi non è da escludere a priori, però richiede sicuramente più tempo e Certo, non è beh. neanche Beh, automatico. ma per noi è ovvio, chiaro, e voglio sempre far capire ai nostri Sì, sì. ascoltatori che è Certo, ovvio che una certo. procedura del genere ha dei costi. Poi chiaramente, c'è chi applica le tariffe forensi, chi no, comunque sono costi di legge. E poi chiaro, di solito noi chiediamo sempre nei giudizi la vittoria di spese, cioè con vittoria di Sì, sì. spese, quindi allora a quel punto, il giudice dovrebbe liquidare le spese, però quella è una scelta del giudice, quindi Sì, e non poi in un procedimento è se si conclude con l'ATP e quindi non con una sì, sentenza esatto. o, rientra nell'accordo tra le parti o, ognuno sostiene le sue Però spese. sottolineiamo l'importanza di un avvocato, del ruolo dell'avvocato anche in questo procedimento. Intanto mi sento di dire, perlomeno nella previdenza, ma mi sembra anche in questo caso, che non sono procedimenti No, lunghissimi, no, ma No, anzi giusto? ce ne sono 2 in Quindi realtà, questo è un sono vantaggio. 2 i procedimenti. Uno che ha il requisito proprio dell'urgenza, che è Esatto. l'articolo 696 del codice di procedura civile e, quindi a maggior ragione è necessario cristallizzare lo stato dei luoghi il prima possibile. Magari è un caso in cui potrebbero intervenire proprio anche per potrebbero esserci dei modificarlo danni o ulteriori e potrebbero quindi aumentare, quindi Ah, c'è ecco, proprio la certo. potrebbe esserci necessità. Magari sta cadendo un'emergenza. giù il Sì. Sì. muro, queste E cose quindi qua. uno dei requisiti anche per l'ammissibilità Sì. è l'urgenza. E poi c'è un altro procedimento che invece è quello a scopo conciliativo, il 696 bis, che in Mh-mh. realtà non ha, questo presupposto e
ma è proprio finalizzato alla composizione del Della contenzioso che lite. si crea. Anche nell'altro procedimento, come hai detto tu, il giudice dice sempre al CTU di tentare la conciliazione tra le Okay. parti, Sì, però nel 696 bis è proprio lo scopo è lo scopo primario del del procedimento. Quindi dell'istituto, sì. e anche nel caso in cui magari c'è già un potrebbe esserci anche già magari una perizia congiunta, le parti hanno già provato in via stragiudiziale a raggiungere un Un accordo, ma accordo. poi per vari motivi, che spesso però, ci sono, non si Sì. riesce poi ad Sempre a arrivare a quel prevedere, certo. risultato, comunque il 696 bis è uno strumento opportuno, quindi diciamo che Sì, poi chiaramente sarà l'avvocato che vi indirizzerà sull'uno o sull'altro a seconda che ci sia un presupposto o l'altro, ed giusto? essendo comunque molto simili come disciplina, a prescindere dall'urgenza, anche nel 696 bis i tempi sono molto contenuti. Ristretti, sì, Cioè sì. forse, per la mia esperienza, sempre la tempistica dipende più dal tipo di problema tecnico. Se parliamo magari di un Certo. impianto di riscaldamento, magari è Diverso necessario da È aspettare necessario anche il certo. cambio stagione per Brava, è verificare importante quali anche la sono i tempi stagione. del quindi perito a quel punto, e non il Certo. tanto del perito tribunale. esatto, Esatto, brava. perché Sì, il giudice è molto rapido in realtà nel fissare l'udienza, anche quando ci sono le chiamate, perché la tempistica cambia in base a quello. Se ci sono delle imprese che vengono chiamate e ogni impresa chiama giustamente nel infatti, procedimento la ci sono propria una serie di assicurazione, fattori, diciamo, questo comporta esterni che, dipende dal singolo caso, che vanno a incidere sulla tempistica, sulla perché se ogni tempistica, su parte chiama in causa un'altra parte, ovviamente il giudice esatto. deve rinviare concedendo un termine per la Ah beh, costituzione. chiaro, Bravissima chiaro. Però Giorgia, però bravissima. È ultimamente vero. vedo che i giudici sono molto rapidi, io perché vedo i provvedimenti in cui fuori udienza appena c'è la costituzione rinviano Hanno d'ufficio già il senza rinvio, aspettare okay. l'udienza, quindi anche quando Beh, ci meno sono 3, male che 4 anche i chiamate giudici Sì. hanno Ma capito che secondo me si bisogna riesce. velocizzare i sensibilizzano su tempi. Sì, Sì, alcune sì. sì, sì, realtà, sì. ecco, che la Beh, ma cosa anche perché in effetti cioè in questi casi l'urgenza è lì da vedere, cioè è ovvio che se è, come dicevi tu Sì, sì. all'inizio, avvenuto una non so, un uragano o una beh, a lei me è fa successo purtro un'infiltrazione piuttosto Ci complessa, esatto, sono quindi è chiaro che poi porta a un sì, ulteriore sì. danno, a una rovina ulteriore Ma ci del sono casi in cui magari le anche un persone hanno l'acqua in deterioramento. casa sì. proprio Che a me è per successo, mesi, per no, ma che esempio. continua tra Ah, l'altro, proprio gocce, e finché gocce però non così. si capisce qual è la causa del problema, nessuno può Eh intervenire no, e quindi ci certo. sono veramente persone che si trovano in E situazioni di vivono poi male disagio anche e famiglie, ovviamente eccetera, viene certo, segnalato tutto questo nel ricorso dell'avvocato. certo, Poi magari si prendono comunque delle precauzioni o comunque degli accorgimenti tecnici nel contraddittorio per evitare di alterare lo stato dei luoghi, ma per garantire certo. almeno la sicurezza. Sì, una buona Però permanenza però anche. anche il giudice Giu ovviamente deve rispettare o comunque contenere la tempistica nel rispetto di quelle che sono le esigenze delle parti. Quindi è un procedimento che funziona molto Sì, bene per la mia assolutamente. Infatti noi esperienza. lo consigliamo e funziona molto bene. Poi vi dirò nella previdenza anzi, è forse uno di quelli anche più veloci, nel senso che appunto Sì, è nel già un giro po' di 1 tutto anno potremmo delineato. dire, Sì, appunto, massimo. per noi 1 Sì. anno ve lo dico, 1 anno è il Non è minimo, cioè è tanto, no, veloce, nel anzi per senso noi è cioè rapido anche 1 i anno. procedimenti comunque di materia di lavoro, 1 anno bene o male. Poi come diceva giustamente l'avvocato Russo, non è detto che in prima udienza si possa o comunque nel corso dell'udienza della Del causa, procedimento, si sì. possa appunto conciliare. A volte è proprio il giudice stesso che invita le parti. No, ma Quindi viene posto un quesito viene posto un quesito al consulente tecnico d'ufficio e tra i quesiti, a parte esatto, rispondere insomma chiaramente a quella che è la fattispecie e certo, la le fattispe problematiche che sono occorse, ma, tentare poi una conciliazione e il fatto che ci sia questo confronto tra, la figura nominata dal tribunale, comunque un perito che accerta ciò che poi è stato scritto dai periti di parte, esatto, quindi c'è perché una poi conferma. ovviamente tutto si basa sono tutte prove documentali, si Ecco, basa su infatti, ciò non che è una causa che ha mhmm, bisogno dei testimoni, Sì, no, tendenzialmente è più e poi direi documentale, ultimamente vedo che anche su questo punto, i CTU sono molto più, attenti. attivi, cioè tentano in modo perché sono costruttivi proprio direi, esatto, sì, perché è sì, generico conciliativi. ovviamente Questa è l'indicazione proprio del una bella giudice, notizia. però ci sono dei consulenti, e capita spesso ultimamente, che proprio, fanno di tutto per cercare di arrivare a una soluzione, tanto che,
No, no, Tanto che quando abbiamo anche dei casi in cui ci sono dei vizi e difetti di costruzione, quindi con tanti soggetti anche in coinvolti, quel dall'impresa caso al è direttore lavori, mi è capitato più volte di vedere il GTU che già distribuisce e individua in termini proprio di percentuali le responsabilità da ascrivere ai singoli, il Mi che fermo un agevola. attimo perché abbiamo giusto un minuto di pubblicità, a tra poco, A tra scusate. poco. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Eccoci tornati all'Avvocato Risponde. Oggi mi hanno fatto giustamente notare che sono nascosta dal dal microfonone della regia degli studi che ci ospitano, ma volevo dare spazio alle mie colleghe. 0292947222, non fatemi fare come Max che giustamente si arrabbia perché non chiamate mai. Chiamate. Soprattutto perché non c'è Max. Perché non c'è Quindi Max, approfittatene, esatto. E quindi abbiamo modo di chiacchierare e insomma darvi delle informazioni utili. 0292947222. Le colleghe mi guardano minacciose, no, a parte gli scherzi. Niente Celeste, noi volevamo chiederti, visto che noi abbiamo parlato dell'ATP legata a questi procedimenti di natura civilistica, diciamo, Sì, esatto. in ambito condominiale, in ambito immobiliare. Certo. Tu prima hai fatto un accenno Mh. dicendo che, tu avresti raccontato anche Se dell'aspetto proprio volete, previdenziale. se No, proprio devo vi dello dirò stesso qualcosa. istituto Sì, no, nel esatto, c'è nell'ambito la previdenziale. Cioè possibili esiste un istituto analogo all'interno della Assolutamente tua sì, si materia. chiama proprio così, perché poi noi chiaramente usiamo l'acronimo e le persone a volte mi dicono: "Che cos'è?" Giustamente diamo per scontato, praticamente è l'accertamento tecnico preventivo. Nel caso della previdenza, che poi dico previdenza, ma in realtà è la parte assistenziale e ricordo che la parte assistenziale è tutto ciò che si riferisce a invalidità, accompagnamento, contributi dati dallo Stato, dall'INPS ai fini di sostentare il pensionato, l'invalido, eccetera, quindi assegno sociale, tutte quelle diciamo misure atte appunto a dare un sostegno. In particolare caso di scuola che capita spesso è quello dell'invalidità. Cosa succede o inabilità? Succede che la persona, viene da noi, insomma, quando ha bisogno dell'avvocato e dell'accertamento tecnico, Quando riceve perché sicuramente. riceve, esatto, dall'INPS una lettera in cui praticamente, gli hanno negato l'invalidità, quindi ha già fatto una visita medica dell'INPS, ha già mostrato i suoi documenti cartacei appunto che rilevano il suo stato di salute, eccetera, ma l'INPS ritiene che l'invalidità
non le spetti, o le spetti in misura minore a quella che tu invece ritieni che sia, perché ricordiamo che ci sono delle percentuali stabilite dal ministero con tabelle e soltanto dall'80% in su tu riesci a avere cioè un assegno vero e proprio. Sotto l'80% tu hai solo hai delle agevolazioni, per esempio sul parcheggio, il pass, hai delle esenzioni, bravissima, di acquisto di farmaci, però la vero e proprio assegno ce l'hai dall'80 in su. Diciamo che, se tu non sei convinto e vuoi quindi far fare, diciamo, un ulteriore accertamento, cosa fai? Vai dall'avvocato, perché ovviamente chiaramente ci vuole un difensore legale, e però attenzione, i termini sono ben precisi, entro 6 mesi dalla notifica del verbale che ti nega l'invalidità o che te la riduce, diciamo, sì. bravissima, tu ti presenti dall'avvocato, mi raccomando entro 6 mesi, se no sei fuori termine, e fai fare questo accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale del Lavoro, quindi si occuperà il giudice del lavoro di attestare appunto cosa succede, di attestare di farti fare una nuova visita medica di fatto. Anche qui viene fatto un ricorso. Ecco, voglio precisare che qui è molto importante da subito la perizia, che non sarà la perizia di un geometra, adesso dico ridendo, è la perizia di un medico legale. Infatti noi quando facciamo le ATP sempre dobbiamo corredare i ricorsi con una perizia del medico legale, e il medico legale è una figura importantissima, non possiamo farlo noi. Noi non abbiamo le competenze mediche. Il medico legale, ovviamente, avendo studiato per quello, e poi ci sono anche medici legali ad hoc per l'invalidità, poi ci sono quelli invece per la sicurezza sul lavoro, ci sono tante fattispecie, bisogna andare, noi ne abbiamo uno che lavora con noi, da lui ad hoc, e perché lui praticamente rivisitando la persona può redigere una perizia e già, come dire, far capire potrebbe essere, bravissima, l'esito dell'ATP. Nell'ATP, nel ricorso, quindi corredato della perizia, il giudice cosa fa? È un po' poi come nei cioè nelle ATP civili, nel senso che all'inizio non è un procedimento di merito subito. All'inizio il giudice nomina una commissione medica ad hoc, che è sempre dell'INPS, ma è un'altra commissione, per rivisitare un'altra volta la persona. Quindi, per accertare ancora il suo stato di salute praticamente. Nei casi più gravi può anche andare a casa personalmente proprio la commissione, sì, perché ci sono le persone allettate, eccetera, con l'accompagnamento. Quindi cosa succede? Che di questa nuova visita si redige verbale. Se, a quel punto la nuova commissione medica conferma quanto detto nel verbale precedente, niente, si redige verbale negativo, si dice. Quand'è che si apre il procedimento di merito? Quando l'avvocato della persona invalida, diciamo, o che si considera tale, si oppone a questo verbale negativo e dice: "No, apriamo il procedimento di merito, per me invece non è così". Potrebbe opporsi anche l'avvocato dell'INPS e dire: "No, invece per me verbale positivo, ritenete che sia invalido? No, per me invece no". Delle commissioni può, un medico può appunto, sollevare questo tipo di insomma di Quindi si procedimenti. contesta la risultanza proprio nella seconda Assolutamente. fase. E si apre il procedimento, come dicevi tu, di giudizio di primo grado di fatto, sì. sempre davanti al giudice del lavoro, quindi comunque tribunale del lavoro, velocità tendenzialmente. Però vedete ci sono Come delle se fosse quasi un similitudini secondo grado, appunto una assolutamente. revisione di quello che è Sì. già stato fatto nella fase Sì, di fatto iniziale. poi sembra un secondo grado, però esatto. E, tante volte con l'ATP però, cioè quello che magari la commissione INPS iniziale non era riuscita a fare, a riconoscere, è successo a mia nonna per esempio, con l'ATP, viene riconosciuto. Quindi secondo me è un procedimento utilissimo. Però State attenti ai termini. certo. Però Dicevi? potrebbe anche accadere che l'ATP riscontra appunto che la commissione INPS in prima istanza aveva Sì, assegnato potrebbe. un'invalidità del 70%, facciamo questo esempio, in realtà con l'ATP ne riconosce il 90%. Sì, può Potrebbe aumentare anche anche. succedere che la controparte, cioè l'avvocato dell'INPS, non si opponga. Certo, Cioè certo. e in E a quel quel punto caso si decreta la fine della causa.
Sì, se non si oppone nessuno Quindi praticamente si l'ATP va serve È subito. definitivo Sì, è proprio quello che definitivo, è emerge. definitivo, la sì. l'ATP servirebbe quasi come provvedimento del giudice che Sì, in quel determina caso il che non ci siano opposizioni assolutamente è il caso proprio più eh beh, felice, no, più, certo. come dire, Diciamo che noi chiaramente per la pensiamo sempre parte. ad essere gli avvocati del diavolo, delle volte Esatto. cerchiamo anche di andare Ma c'è Esatto. incontro stato Diciamo ai che nostri poi, sai, è molto importante in questo caso la perizia farla subito, perché comunque il medico ci dà una mano sul fatto che, per esempio, noi avvocati sappiamo delle regole che, per esempio, l'invalidità, questo poi riguarda l'invalidità in generale, non può essere data a determinate condizioni, soprattutto di reddito anche, cioè c'è un requisito anche reddituale. Quindi noi già, diciamo, scremiamo e vediamo se certo, effettivamente ci sono i presupposti per la causa. Il medico ti dà il requisito sanitario, certo. che secondo me è fondamentale. Io non mi ci metto, io e Teresa abbiamo provato a guardare sì, carte di un nostro di un nostro cliente ed cliente. effettivamente già dalla sua faccia si evince che effettivamente è difficile, No, capire, cioè come, siamo in grado, infatti noi dal punto di vista medico, esatto, nelle noi richieste non. che abbiam fatto proprio al nostro assistito Ecco, qualora adesso siamo in fase di domanda, sì, qualora gliela rigettino lui potrebbe fare una TP, sì, se ci sono i presupposti certo. ovviamente che vi ho Però appena. noi abbiamo bisogno, come dicevi tu, di correlare tutta la Sì. documentazione dalla cioè di documenti che non ci riguardano, cioè Sì, nel esatto, senso non di che nostra siamo solo in grado competenza. di raccogliere, Chiaro, assolutamente, cioè, fondamentalmente. per carità le cartelle cliniche tutti possono leggerle, però poi andare nello specifico e soprattutto Sì, conoscere le tabelle, come fanno i medici legali, no, quello è proprio un ruolo Certo. ad hoc, ecco. Forse rispetto al ATP civile, in questo caso devi proprio averla prima la perizia, secondo No, me no, ancora ma prima, ormai è così anche anche in in tutti quel i caso, procedimenti di okay. accertamento tecnico, cioè comunque devi avere assolutamente. una base, per ottenere proprio che venga ammesso il tuo ricorso, comunque un punto di Okay, partenza tecnico è proprio necessario. Anche se esatto. sembra che non ci siano contestazioni, che le parti siano d'accordo, però in realtà l'orientamento ormai è pacifico, quindi Okay. rivolgersi a un consulente tecnico assolutamente, o prima all'avvocato o prima al consulente tecnico, ma poi Sì, ciascun sì, comunque poi professionista sono Devono deve fondamentali. indicare. certo, Ma io sì, volevo sì. farti una domanda invece, passando da diciamo da un argomento all'altro, ma come vedete sono assolutamente Collegati, sì. correlati, esatto. Ecco, poi per concludere direi anche che quindi state bene attenti ai termini per quanto riguarda, i casi assistenziali, di invalidità, perché lì non cioè viene rigettato per Sempre Sì. fondamentale la figura e il ruolo dell'avvocato, perché ovviamente sono assolutamente, materie tecniche, quindi non ci si esatto. può Ma assolutamente infatti è improvvisare. necessaria, non cioè una persona potrebbe avere l'istinto, come forse lo era più in passato, di voler far causa per forza. In realtà, secondo il nostro punto di vista, è più intelligente rivolgersi a un avvocato, chiedere una Sì, consulenza assolutamente. nel momento in cui succede il fatto. Sì. Quindi io mi rivolgo succede questa situazione, ritengo di aver subito un danno, piuttosto che Certo, ritengo di avere una fattispecie da rappresentare a un è come quando, non so, mi fa male il dente, vado dal dentista. Se ho un problema e ritengo che certo. l'avvocato mi possa dare una consulenza, mi rivolgo Sì, perché magari all'avvocato. non è neanche fattibile e quindi Certo, l'avvocato non ti fa neanche perdere tempo, perché poi parliamoci chiaro, noi abbiamo il dovere di essere onesti e se non è fattibile una causa lo diciamo prima ovviamente o diamo altre altre soluzioni, soluzioni, pareri, certo. eccetera in quel Però a quel caso. punto uno investe dei soldi per una consulenza, la consulenza potrebbe dargli un risultato e poi tutte le Esatto. figure di riferimento che sono necessarie vengono appunto Chiamate nominate, come per a esempio lavorare. dicevamo il perito, però è chiaro che nel momento in cui dovessimo avere un contenzioso con un'impresa, come dicevi tu prima Giorgia, ha Ah un'assicurazione sì, e quindi Esatto. potrebbe ma anche il esserci un direttore discorso di lavori, i manleva. professionisti, Quindi cioè poi in interviene tendenza l'assicurazione per fortuna. Ma io volevo sapere invece che rapporto c'è tra le procedimenti di cautelari di ATP e per esempio la mediazione, che è eh. un'altra procedura che snellisce tutto. Questo, poi possiamo anche confrontarci Teresa, però è Sì, un ottimo strumento che può essere utilizzato anche quando ci sono dei problemi di natura tecnica. Ha dei vantaggi ovviamente
e degli svantaggi, quindi va valutato caso per Cioè, caso. ma come funziona con la Diciamo che mediazione? rispetto a un procedimento disciplinato con delle regole, comunque la presenza e la figura di un giudice che può anche proprio non ammettere il ricorso se non è supportato da adeguata documentazione, nel procedimento di mediazione la parte che si chiama parte istante, che quindi deposita la domanda di mediazione, quindi chiede di verificare dal punto di vista tecnico, nel caso che stiamo trattando, Certo. seppure in via generale, comunque una fattispecie problematica, non è necessariamente obbligato a depositare una relazione tecnica. Ovviamente il rischio potrebbe essere che le altre parti o non aderiscano al procedimento o possano sollevare delle obiezioni, fin da Può diventare subito. loro anche una perizia, Però diciamo che quindi si può comunque formare questa prova nel corso del Mh. procedimento e l'aspetto secondo me che può essere considerato positivo è che, le regole si stabiliscono nel contraddittorio delle parti, quindi si decide Ah, di sono meno procedere formalismi che puoi probabilmente. creare ad hoc per il tuo caso, cioè si può dire come affrontiamo Ci si dal può punto di vista dialogare di tecnico, più. decidiamo di nominare un CTM, consulente tecnico in Ecco, mediazione, esatto. e ciascuna parte decide di nominare un consulente di parte oppure nominiamo solo un CTM. Una volta che si stabilisce per esempio questa fase, si decide come si, arriva all'elaborazione della perizia. Seguiamo le regole del Okay. tribunale, quindi, un termine per la bozza, un termine per le osservazioni di parte, un termine per la relazione finale, sì, Perché no. poi l'organismo di riferimento non è il No, tribunale, no, quindi non hanno essendo il esatto, tribunale hanno un l'organismo di regolamento mediazione. un che regolamento è un differente. regolamento interno, ma che esula poi dalle singole fattispecie, quindi le regole possono essere, proprio stabilite dalle parti. La regola fondamentale da stabilire è se è producibile o meno in un eventuale giudizio, perché Ecco, se brava. poi le parti non trovano l'accordo, si deve decidere al primo incontro, non all'ultimo, se no poi si litiga e basta, Certo. se si accettano a priori le risultanze di questa perizia Okay. e si rende producibile nell'eventuale giudizio come se fosse una perizia all'interno di un procedimento di ATP e dal mio punto di vista il rischio va accettato, altrimenti si rischia di vanificare comunque un procedimento tutto con dei l'operato. Eh no, consulenti, certo, Tutti i però si costi perde tempo sostenuti poi. tutti i anche. costi, però si Infatti. rimette comunque alla volontà delle parti. Le parti. Quindi è diciamo, l'obiettivo di un procedimento di questo tipo in mediazione è di non arrivare ovviamente in un giudizio successivo, però è comunque un altro strumento che può essere considerato perché ormai Utile, anche le questioni certo. di natura tecnica si possono affrontare, perché gli organismi sono assolutamente strutturati per Per fare gestire queste questo, okay. problematiche. E A quindi me è capita. capitato un problema legato alle emissioni odorose, quindi Ah sì, comunque di abbiamo fumi. non erano No, in fumi, quel però caso erano anche odori. no, Okay. una serie di anche fumi Sì. e abbiamo individuato tramite l'organismo un consulente proprio specializzato in questa materia e non sono tecnici facilmente reperibili Sì, e, infatti ci vuole un un consulente consulente È che come specializzato dicevi proprio, tu, come come dicevo diceva sì l'avvocato Collovati, in base poi alla problematica bisogna nell'assistenza. individuare e come ciascun giudice ha una lista di CTU o comunque di consulenti cui attingere in base alla problematica e, tribunali come Milano che sono anche specializzati, c'è la Certo. sezione bancaria che avrà i commercialisti, la Sì, ci sezione sono ogni certo. sezione ogni ha le sezione ha i sue suoi consulenti, anche gli organismi ormai sono dotati di non sono elenchi ufficiali, non c'è un albo di CTU, però comunque hanno moltissimi nominativi, poi ciascuna parte ovviamente può comunque proporre dei nominativi e, certo. E quindi ha un ruolo è un ruolo insomma che e forse il vantaggio del procedimento di mediazione in questo caso è che ormai si svolgono tutti da remoto, quindi spesso si ha la presenza questo poi sì. dei consulenti che si collegano a più incontri, a prescindere dalla parte diciamo tecnica di sopralluoghi, consoli tecnici, Certo che li spesso esige di andare in partecipano presenza, e vedo certo. che Certo, ultimamente anche i CTU nominati dai giudici spesso gestiscono la fase di conciliazione o comunque il tentativo di conciliazione tramite incontri da remoto Ecco. con gli avvocati, i Questo tecnici sicuramente ha e le parti e agevolato tanto. questo Io l'ho è visto anche dal Covid abbastanza in poi, lo diciamo sempre. Ecco, una cosa che mi piace dire, l'ho detta anche quando ero qua con Max, ma vale anche per ovviamente per le colleghe, noi lavoriamo a Milano o Monza o dintorni, però in realtà lavoriamo in tutta Italia perché ormai E con il i 4 di procedimenti febbraio per per esempio sono a esempio Messina. esatto, piuttosto che Messina, non Sì, Catania. no, Ah, Catania, Messina. Catania, Catania Terro, Ah, scendo, okay. se no perché dovrei precipitare.
Spero di no, esatto. Però, cioè, capite che ormai perché a me capita che chiamino persone, magari anche chi è in ascolto, è in ascolto dalla Sardegna o da qualche altro bellissimo posto italiano, lontano da Milano, e mi dice: però avvocato voi siete a Milano". Ma, signori, non è assolutamente un problema ormai la distanza, perché come vedete sia i procedimenti, le mediazioni, tutto quanto, noi stessi, cioè abbiamo la stanza virtuale e quindi la possibilità sui nostri siti di fare appuntamenti online. Scendiamo ovunque, facciamo, se è il caso, udienze giù. Poi la maggior Quindi parte non è un delle problema. attività effettivamente si può svolgere tranquillamente da remoto, Cioè, se anche uno vuole molte l'assistenza, udienze esatto, la può ottenere Sì. anche ormai, anzi questo è il bello. sì, Devo dire che dopo il Covid ma anche si è Milano su Milano vedo che velocizzata noi la la maggior parte degli sì, incontri ultimamente comunque anche preferiamo assolutamente. gestirli da remoto, Vengono svolti da remoto, è ma vero. proprio perché viene richiesto dai nostri clienti. Cioè Esatto. quando chiediamo di scegliere tra Questo le 2 ci permette soluzioni di lavorare tanto e bene, nel senso che e di assistere anche chi appunto magari perché a me per esempio che faccio previdenza, che è anche una materia non troppo comune, mi è capitato che mi chiamassero anche da qualche paesino dove magari c'è l'avvocato che la previdenza non la Certo, svolge, non la fa certo. e allora mi dice: ma avvocato, ma io devo venir fino a Milano". Ma in realtà possiamo sentirci tranquillamente online. No, questo ci È tengo a dirlo importante, sì. perché almeno tutti hanno Sì, sì. un'assistenza e una Sì, giusta e poi difesa. il sistema giustizia già si era evoluto da questo punto di vista, perché già Esatto. da I tanti anni depositi ormai, cartacei diciamo che Non non ci si sono spendono ormai più più. ed è una buona cosa. il processo civile è esclusivamente telematico, secondo me adesso anche il penale sarà Stavo ancora Sì, pensando la stessa anche il cosa, ormai penale anche sta nel si sta sta penale. cambiando, sviluppando un po', e sì. da noi che diciamo gli unici uffici che erano rimasti ancora un po' cartacei, Un se così po' possiamo dire, erano i giudici di arretrati. pace, Anche quelli, nel sì. 2024 adesso sono Si diventati sono anche omologati anche loro, esatto, comunque adeguati, okay. quindi anche proprio il sistema in sé prevede, che lo Sì, sì, svolgimento della infatti, maggior parte quindi delle attività avvenga da remoto. Le udienze spesso vengono, non tutte, però è a discrezione del giudice, però Possono essere molte svolte anche da sono o in remoto, sì. trattazione Ah scritta sì, addirittura bravo. o da remoto, per alcune materie è obbligatoria la presenza delle parti, ecco, questa è si un'altra evita domanda che mi spesso fanno. sì, devo Però dire non è che neanche detto sempre, forse la no, prima allora diciamo che con la udienza. riforma Cartabia in prima udienza Esatto, la prima udienza. l'avvocato dovrebbe consigliare al cliente di Di partecipare con la partecipare, parte, sì. perché il giudice dovrebbe tentare la conciliazione, un po' Conciliazione. come nel rito lavoro. Sì, Non è sempre però non è così, però se il appunto no. giudice capisce o vede o magari indirizza le parti nel senso di cercare comunque di ragionare in termini transattivi, spesso le riconvoca alla seconda udienza in modo tale da Esatto, poter avere quindi il avete contraddittorio un'altra poi completo. possibilità, diciamo. Sì, diciamo che poi ogni caso è a sé. Ormai nel rito lavoro sì, è vero, dovrebbero venire in prima udienza, ma in realtà Ah, non vedi? vengono Però quasi questa mai. mattina io per esempio Cioè, ben ero in sostituzione di un collega e non avevo la parte. ecco vedi D'altra infatti parte Prendere la c'era ormai no, ah, prendere il okay, MIUR. okay. ormai Quindi No, ogni esatto. infatti no, allora Diciamo che diciamo ormai che c'è molta sì, libertà, ecco, poi se anche se il salvo giudice in questa ecco, diciamo una cosa prima di salutare i nostri ascoltatori, salvo ecco, il ruolo del testimone. sì, Il testimone in realtà è obbligato, perché viene poi iudice dal giudice, viene per ordine del giudice viene chiamato e sì, da quindi remoto non si fanno mai le esatto, udienze. cioè deve Sì, sì, recarsi, le poi salvo udienze impedimenti di salute dove però deve anche mostrare il certificato, se no deve andare. però anche viene comunque rinviata sì, Appunto, sì. comunque deve cioè la sua andare, perché la trattazione viene rinviata. testimonianza Sì, è ci sono delle udienze fondamentale. che non si possono svolgere secondo me in altra modalità, poi magari assisteremo anche da questo punto di vista a un cambiamento, perché se nell'intimazione Sicuramente. test si indica il link in qualche modo, si può fare a mezzo PEC, eventualmente si può procedere anche in quel caso con un'udienza da remoto, però io non l'ho ancora, sulla Però per base della mia esempio esperienza, non nel l'ho ancora diritto di visto. famiglia in prima Esatto. udienza È bisogna essere obbligatorio. Sì, presenti. ci sono ancora quelle materie dove, data la loro delicatezza anche, Sì, perché perché gli comunque argomenti eh, da da trattare poi affrontare fossero anche in chiusura, mh. sono comunque Sì, ma degli argomenti molto delicati, come
Magari magari appunto vogliono sentire anche le parti e quindi capisco che no, ecco, non abbiamo detto oggi che abbiamo anche una mail, se vogliono visto che sono stati, diciamo, timidi nel non chiamarci a questo punto, forse 3 belle donne e soprattutto brave, ne abbiamo inibito il nostro pubblico. 0292947222, non volete digitarlo, va bene, allora abbiamo la nostra mail che abbiamo creato apposta, quindi è importante che ci scriviate, anche perché comunque noi siamo qui grazie a Radio Libertà, che ringrazio sempre, ma anche grazie alle vostre diciamo telefonate, seguito. Quindi se, non ci chiamate, non so se poi l'anno prossimo ci ritroverete. Più che altro perché noi vogliamo sentire il seguito, Vabbè, no? sicuramente E fa piacere avere quindi una uno scambio anche, esatto. quindi appunto se volete io lascio la mail, potete fare anche solo appunto chiedere, delle delucidazioni e come sapete ognuno ha la sua materia, quindi appunto in base alla materia verrete poi indirizzati. Scusate, info chiocciola ah no, questa è quella vecchia, scusate, l'avvocato risponde tutto attaccato chiocciola dirittissimo.com. Io ancora ne ho viste pochissime di email, quindi questo da 1 anno. Fate voi, se no chiudo la casella. Son diventata cattiva, basta, cioè chiudo e dico: "Stop, non avete più No, possibilità". effettivamente No, a il parte fatto gli di scherzi. ricevere anche una telefonata serve come scambio, No, ma serve come infatti, confronto. dai, Poi dai, è dai, chiaro che noi non è che le possiamo prossime dare puntate vi vogliamo reattivi, perché so che carichi. siete dall'altra parte del microfono che mi sta incombendo tutta la puntata e Ma anche se quindi volete chiamare solo per suggerire dei temi che magari possono essere di vostro interesse, a noi fa piacere anche sì, scegliere gli certo, argomenti in certo. base a quelle che sono le richieste. Sì, anche perché come sapete, cioè appunto ci siamo noi, c'è il collega, poi ecco prossimamente, è venuto il notaio, il dottor Malta, prossimamente, abbiamo anche delle novità che vi, diciamo appunto se però, reagite e siete reattivi, Siete reattivi. noi abbiamo una grossa novità di cui ancora non voglio Brava. parlare, ma la Giorgia ha già capito, che è una cosa molto interessante, veramente, quindi rimanete su queste frequenze, anzi, scaricate l'app Radio Libertà o potete farlo anche guardandoci da Facebook, le nostre belle faccettine, perché mi raccomando, abbiamo tante, tante belle novità per questa prossima primavera e lei già ride perché No, lo perché sa di cosa sono voglio parlare. nuovi progetti Un qualcosa interessanti. che esatto, no, vi piacerà, sempre ovviamente legato al nostro mondo del diritto, alle nostre materie, quindi mi raccomando seguiteci. Grazie ragazze, io vi Grazie a te. saluto e niente, a giovedì prossimo con un'altra puntata di L'Avvocato risponde su Radio Libertà. Ciao a tutti. Grazie a tutti.